bacino, ma per un altro scopo, che era quello appunto delle bonifiche dovute al settore della boncia. Quindi oltre a 23 milioni di euro abbiamo cercato attraverso l'unità di missione per il dissesto idrogeologico, attraverso anche il sottosegretario Luca Lotti, che era stato a Verona qualche tempo fa, insomma 2 anni fa, e gli avevamo rappresentato tutta una serie di problematiche e dentro un fondo importante che si chiamava il fondone MEF, Ministero dell'Economia e Finanze, che erano parecchi miliardi di euro, abbiamo individuato una quota parte di quelle risorse per il territorio veronese e una parte di quelle risorse per provare a risolvere i problemi dei FAS. E quindi 80 milioni di euro che sono aggiuntivi rispetto ai 23 che dicevo poco fa, sono destinati a provare a dare una mano a risolvere queste problematiche. C'è stata la polemica, ma ci sono o non ci sono? Allora, queste risorse, nel tempo che intanto le abbiamo cercate, le abbiamo trovate, le abbiamo deliberate con un DPCM che ormai ha quasi un annetto, e registrato alla Corte dei Conti qualche mese fa, quindi comprovata che la copertura finanziaria è vera, è stato dato l'assegno, chiamiamolo così se si può dire, all'interno dell'amministrazione dello Stato, dal MEF al Ministero dell'Ambiente, e al Ministero dell'Ambiente hanno queste risorse pronte per essere utilizzate sul nostro territorio. Qui nasce il fatto che ad oggi pronti e approvati non ci sono i progetti, ci sono delle proposte progettuali che sono in una fase anche avanzata per alcuni versi di discussione, ma devono essere evidentemente approvati dagli enti competenti, devono essere portati al Ministero dell'Ambiente, deve essere redatto un accordo di programma simile a quello per l'utilizzo dei 23 milioni di euro, che è molto più avanzato. Quello dell'accordo Fratta Borzone era un accordo del 2005, soldi mai spesi dalla Regione Veneto, che erano pure pronti, perché non sono mai andati là ad avere pronti i progetti. Adesso quelli sono in uno stato più avanzato, gli 80 milioni di euro sono pronti al Ministero dell'Ambiente. Nel momento in cui ci sono approvati i progetti e si fa l'accordo di programma al Ministero dell'Ambiente, quei soldi sono pronti ad essere dati alla Regione Veneto. Tenete conto che quella era una quota ed era una parte di quello che serve, perché un'altra quota parte, io ritengo, dovrebbe essere messa anche dalla Regione Veneto, e un'altra quota parte, vedremo quanta, dovrà essere, diciamo così, in quota dei gestori del servizio idrico, e quindi vuol dire una quota parte andrà anche in tariffa. Ovvio che il meno che si può